Andiamo adesso ancora a un esempio, grazie, a un esempi concreti, così capiamo meglio nel turismo come si possono fare queste reti di impresa, guardando quello che hanno fatto altri. Prego, Simona. Sommariva mi ha già tagliato le prime 9 slide, quindi vado alla slide numero 9. Allora, mi ha chiesto di cercare alcuni esempi di reti che sono sorte nel turismo. Non sono sorte tante, l'abbiamo visto prima dalle slide del primo rappresentante che parlava di 19 reti. Allora, una di queste è la rete Imprese Pistoia Turismo, costituita nel gennaio 2012 da 18 aziende e da 2 soci aggreganti, fatturato complessivo dei partecipanti 15 milioni di euro. Qual è l'obiettivo? Quello di realizzare un'offerta turistica integrata tra turismo termale, montano, sportivo, culturale e naturalistico e diffondere l'offerta turistica mediante iniziative comuni. Questo è l'obiettivo che si è posta, conseguendo anche economie di scala e partecipando a bandi. Un'altra che ho trovato che a mio parere è molto interessante, e anzi invito... Sì, questa è sorprendente, ma devo dire vi invito anche a vedere il sito internet. Allora, è stata costituita nell'agosto 2011, comprende 85 stabilimenti balneari operanti a Viareggio e ha come obiettivo quello di sviluppare strategie e attività di marketing mirate alla promozione turistica di Viareggio, sviluppare rapporti con gli istituti di credito presenti sul territorio al fine di ottenere condizioni vantaggiose, e devo dire che ha ottenuto anche un banner di una nostra consociata, promuovere la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e dei dipendenti del settore e incentivare la collaborazione con le altre categorie. Le attività che ha già svolto e nel sito sono ben dettagliate in maniera dettagliata, è il progetto Spiagge Amiche e Sicure, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, progetto Carnevale Sicuro, obiettivo rifiuti zero, progetto della spiaggia al mare e un progetto insieme alla protezione civile. Questa è quella che ha fatto maggiori attività. Poi ne abbiamo trovato un'altra che è a Illasi, non so se voi conoscete il Veronese, però diciamo che ci sono 3 valli, questa non è la più bella tra la Val Policella, la Val Pantena e la Valle di Illasi, non è necessariamente la più bella, però hanno fatto un contratto di rete veramente molto, molto interessante, perché si sono posti come obiettivo quello di incrementare di 122.000 presenze annue di turisti stranieri nel prossimo quadriennio, quindi si sono dati un obiettivo molto specifico, e di formare tutti gli operatori alla capacità comunicativa dell'eccellenza del territorio. In sostanza, diversi albergatori, diverse aziende diciamo, agricole, produttrici di vino, diverse aziende agricole produttrici di olio si sono messi insieme per sviluppare il territorio, promuovendo anche un portale internet, lo trovate, promuovendo un carnet di Lasi Valley e promuovendo anche altre attività. Quindi volendo si può fare e si riesce a mettere insieme anche soggetti diversi. Ho inserito questa che non è necessariamente sul turismo, ma dà l'idea e può dare qualche spunto di riflessione a noi qui che oggi siamo riuniti. Questa l'abbiamo aiutata noi, credo, a sorgere, è stata costituita nell'ottobre 2011 da 29 aziende toscane operanti nella trasformazione del grano e della commercializzazione di pasta, e il capofila è il Consorzio Agrario di Siena. Il fatturato complessivo è 160 milioni di euro e si sono dati come obiettivo di coordinare in modo più efficiente le attività del processo produttivo, condividere elevati standard di qualità e sicurezza e conseguire economie di scala in progetti comuni di ricerca, innovazione e via dicendo. Qual è stato il ruolo della banca? Il ruolo della banca è stata l'assistenza agli imprenditori in fase di precostituzione della rete e il sostegno eventuale in un cofinanziamento quando poi sono state sorte delle iniziative specifiche. Quindi tecnicamente si può fare qualcosa insieme, bisogna avere molte volte delle idee e avere soprattutto molte volte dei capofila che trascinano. Qual è il nostro approccio? Che è l'altra cosa che ci è stata chiesta, no? Allora, vi invito a leggere soltanto la parte di destra, la parte sinistra credo che sia stata già trattata. Comprensione, allora vi racconto un po' che cosa abbiamo noi, come noi apparteniamo al gruppo Intesa San Paolo, abbiamo al nostro interno una struttura che si chiama Mediocredito Italiano, che è una struttura dove noi indirizziamo tutto il nostro medio termine. All'interno del Mediocredito Italiano abbiamo innovato e sostanzialmente è stato creato un gruppo di una trentina di ingegneri divisi in 9 settori, quindi sistema casa, hospitality,
reti d'impresa e via dicendo, che analizzano le iniziative, processi di innovazione e sviluppo che vengono portati dalla rete, quindi da tutta Italia e da tutte le nostre banche. Li analizzano sotto l'aspetto tecnico, quindi il bancario come me, che deve validare un piano industriale, sì certo, che deve validare un piano, un business plan dal punto di vista, diciamo, numerico, viene... Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. E diciamo che il medio credito italiano ci valuta sotto l'aspetto di innovazione di processo e sviluppo. Quindi io che non capisco niente se un processo sta in piedi, mi ritrovo con un bollino blu o meno sull'iniziativa tecnica. In questo senso abbiamo al nostro interno quindi una struttura che studia i contratti di rete per tutta Italia e quindi può consigliare o non consigliare, quindi dare diciamo, maggiori informazioni sui contratti di rete. Quindi quello che possiamo fare è comprendere la validità da tecnico-industriale dell'iniziativa e permettere un'analisi dinamica e prospettica dell'azienda. Possiamo offrire soluzioni finanziarie adeguate per il settore turistico alberghiero in innovazione, perché se noi abbiamo anche un diagnostico nel settore alberghiero che parte dalla, non lo so, dal numero di camere affittate, numero di posti letto, insomma, affittati, stelle dell'albergo e via dicendo, lo confronta con tutto il territorio nazionale per capire se sta in piedi o non sta in piedi un'operazione. E poi abbiamo anche dei network di relazioni per facilitare la realizzazione del piano di comunicazione e accelerare gli investimenti in innovazione. Quindi, al di là dell'apertura di conto corrente che sicuramente possiamo fare a tutte le reti, dei servizi bancari trasversali, quindi mi viene in mente per esempio poter utilizzare il nostro servizio di internazionalizzazione e finanziamento alle filiere produttive perché ci sono dei prodotti ad hoc, un esempio semplice in una filiera verticale in cui c'è all'interno della rete c'è un fornitore e un cliente, il cliente può chiedere il finanziamento, gli interessi li può pagare il fornitore per esempio. Possiamo offrire quindi un'assistenza specialistica e possiamo aiutare le aziende nel monitoraggio dell'evoluzione della normativa, analizzare insieme il contratto di rete, capire se può essere o non può essere sostenuto e ricercare dei partner industriali. Allora, rating di filiera, no, non c'è un rating di filiera, ma d'altronde non può esserci un rating di filiera perché in realtà noi andiamo a finanziare le aziende, no? Ci siamo detti poco fa che questo non è un consorzio, non è un ATI, ma è un contratto molto snello che permette delle collaborazioni via via crescenti, però insieme ad altre aziende, ma non sostituendosi o comunque con una certa indipendenza. Cosa possiamo fare però? Allora, per prima cosa ci sono delle provviste dedicate. Il prezzo di un finanziamento è dato sostanzialmente da 3 variabili fondamentali: i nostri costi, il costo della provvista, che in questo momento è molto elevato perché raccogliamo a prezzi più alti di quanto si raccoglieva in passato, e per ultimo la rischiosità del cliente. Abbiamo dei finanziamenti BEI che ci mettono a disposizione il costo della provvista a tassi inferiori. Di conseguenza, mediamente possiamo finanziare aziende che partecipano alla rete con un risparmio di 150 basis point, 1,5%. Quindi questo è un vantaggio. Il rating, io non vorrei demonizzarlo, cioè vorrei sfatare la demonizzazione del rating, perché in realtà il rating serve per costruire il tasso, molte volte, no? Serve per capire la rischiosità. Il rating da cosa è costituito, almeno nella nostra banca? È costituito da un dato quantitativo, il bilancio dell'azienda per intenderci, da un dato qualitativo, perché noi lo integriamo con dei dati qualitativi. Faccio un esempio: se abbiamo 2 aziende uguali dal punto di vista quantitativo, ma un imprenditore ha 6 mesi di attività e uno ne ha 30, è chiaro che è meno rischiosa la parte dell'imprenditore che ha 30 anni di attività, e così e via dicendo. Si potrebbe pensare a dei rating che migliorano il rating dell'azienda qualora, a fronte dei contratti di rete seri, ben definiti, mi viene in mente quello di Lasi, no? 122.000 presenze in più nell'arco di 5 anni, e qualora questi rating vengano mantenuti, può essere uno degli elementi qualitativi che possono migliorare il rating. Il rating però incide molto sul prezzo dell'azienda, sul prezzo dell'operazione, e a mio parere è molto importante
far ricorso al finanziamento BEI che comunque ci fa risparmiare 150. Non sono stati quantificati, ho letto il loro contratto di rete, non era quantificato. Conclusioni, allora, velocissimo, sarò velocissimo. Secondo me il contratto di rete, secondo noi il contratto di rete salvaguardano l'individualità delle imprese e accelerano il processo di crescita. È sicuramente un'alternativa alle operazioni straordinarie di fusione tra le aziende, un contratto molto snello, e lo abbiamo fatto e anche come banca abbiamo partecipato ai contratti di rete, quindi parliamo anche in prima persona. Credo che sia molto importante che ci siano delle idee, chiaramente, quindi degli obiettivi, ma anche qualcuno che poi coordini, trascini, perché è dura poi incontrarsi e trovare delle soluzioni in continuo durante i mesi in cui il contratto di rete si sviluppa. Grazie.